107, oggi contiamo 500 soci e noi lavoriamo dal latte vaccino al latte ovino, facciamo circa 35-36 preferenze, facciamo la provola, il provolone mandarino, la fresa, il dolce, i misti e poi i pecorini, le doppo. 2 aziende, centinaia di buste paga, un comparto, l'agroalimentare, che nonostante le difficoltà resta il settore trainante e rappresenta una delle poche certezze per l'economia dei piccoli paesi. Noi crediamo tanto in quello che produciamo, nella nostra realtà e in quello che il territorio ci dà. Ed è questo che alleviamo i bovini da carne e li proponiamo nel mercato. Sarebbe importante che anche il consumatore sardo consumi il prodotto locale. Primavera nel cuore della Sardegna, Bortigali diventa un'importante vetrina di un settore, l'agroalimentare, che appare come l'unico intorno al quale disegnare il futuro dei piccoli comuni. È l'unico settore che ci sta reggendo, diciamo, l'agroalimentare. È il settore che sta reggendo la zona. Noi cerchiamo di mettere in mostra le nostre realtà vere e non virtuali, realtà che danno buste paga, che assicurano un futuro al nostro paese. Ortueri fa conoscere gli angoli più suggestivi, richiama turisti e combatte lo spopolamento. Gianfranco Locci.